Serie di articoli sulle origini di Venezia. Hanno partecipato a questa discussione, diciamo, molti famosi storici dell'epoca. Non erano come al solito d'accordo, ma perché nessuno va a vedere in laguna se c'è o non ci sono resti medievali romani o più antichi ancora. E così da questo è venuta la voglia di controllare. Dato che non lo facevano gli altri, dovevo controllare io. Le gialle sono quelle che erano abitate. Dunque questa è la Burano da terra, come la chiamavano, questa che è la Sacca delle Case e poi Ammiana. Poi c'erano i lidi che erano abitati. Gli epigrammi di Marziale parlano delle ville dei litorali altinati simili a quelle di Baia, dunque c'era qualche indizio anche negli storici antichi o nei poeti. C'era più terra, meno acqua e così è logico che i romani siano venuti giù da Altino o da Padova anche nelle zone costiere.
bambino, dunque, io ho imparato a volare prima di camminare, perché a 3 anni che appena appena trotterellavo in terra, mio papà mi ha messo seduto in barca con un piccolo remo e vogavo con la barca e sono andato al Lido e si veniva dal Lido a Venezia con un sandalo, una barca. Ho imparato già da piccolo ad amare le cose vecchie, insomma, quelle che ricordavano il passato, la storia, anche di Venezia. So che dopo fra fratelli si parlava dei secoli passati, come vivevano, insomma un certo interesse l'ho sempre avuto. Ho seguito una polemica fra studiosi sulla origine di Venezia. C'era un vecchio pescatore che si chiamava Mulin, detto Barbanzolo, che puliva le reti. Abbiamo detto, ma ci sono pietre, perché bisogna parlare in modo semplice, no? Per loro le pietre sono tegnue, sono cose da evitare perché altrimenti rompono le reti, no? Ci sono pietre, no? Non c'è niente, poi io devo lavorare, lasciatemi stare. E il mio amico, che conosceva bene il carattere di quella gente, ha tirato fuori un fiasco di vino e ha versato un bicchiere, e questo vecchio ha bevuto il bicchiere, ne ha versato 2, 3, al 10° bicchiere sapeva tutto. Vi porto io dove ci sono le pietre.